Buonasera, se siete d'accordo cominciamo. Ho il piacere di presentarvi il professor Luc Bodyguel, è un membro del Centro Nazionale per le Ricerche francese, è un esperto di diritto, i suoi studi, la sua preparazione è partita dal diritto e con una spiccata attenzione per tutte le tematiche che riguardano l'ambiente e il diritto all'alimentazione, il diritto alimentare. Questa sera ci parla di due argomenti molto importanti, uno è quello dei corridoi ecologici e l'altro è quello dei progetti alimentari locali, che sono due argomenti tra l'altro che a noi friulani interessano in maniera particolare perché, come spiegavo adesso proprio al professor Bodyguel, il dibattito sulla necessità di creare territori ecologici, tanto più in una regione dotata di elevata biodiversità come Friuli Venezia Giulia, e poi ovviamente la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari locali sono argomenti che ci stanno particolarmente a cuore. Io adesso cedo volentieri la parola al professor Bodyguel che ci presenterà la sua relazione e poi se avanza un po' di tempo avremo modo magari di approfondire qualche argomento. Grazie. Grazie. Mi sentite? Sì. Vorrei prima iniziare ringraziando la squadra del festivale, in particolare il professore Paolo Nocchi, per invitarmi. Devo dire che sono stato un po' sorpreso di essere invitato qui, non essendo un costituzionalista, neanche un specialista o un esperto del diritto del paesaggio, perché io sono, come è stato detto, sono un giurista CNR e sono specialista di diritto agrario, di diritto dell'ambiente e di diritto dell'alimentazione. E vedrete che utilizzo questi strumenti per elaborare il mio discorso della mia comunicazione di oggi. Parlerò in italiano, spero che sarà comprensibile, se no ci saranno delle domande proverò di rispondere. Grazie della vostra tolleranza e in questa comunicazione vorrei discutere non solamente di quello che è stato detto tra Umberto, corridoi ecologici, progetti di interesse territoriale, ma anche l'OGM, vedrete. Ma vorrei soprattutto discutere con voi delle fonti, del posto e del ruolo del diritto nel processo di creazione di paesaggi. Quello soprattutto che mi interessa, e anche della capacità del diritto a mettere in moto le autorità pubbliche locali, a indossare le politiche pubbliche che influenzeranno dopo i paesaggi. E ci sono due idee alla base della mia comunicazione. La prima idea è che il paesaggio non è un'idea mia, potrebbe anche considerato come una palissade. Il risultato è il risultato complesso di un processo. Certo c'è la geomorfologia, la climatologia giocano un ruolo nella creazione del paesaggio, ma soprattutto oggi le pratiche sociali, le scelte politiche, i posizionamenti di diversi attori aiutano a creare il paesaggio che vediamo o che percepiamo. E possiamo pensare tempo fa, per esempio, penso che si dice così, l'essiccazione delle paludi per sviluppare le comunità religiose, per sviluppare l'agricoltura. Possiamo pensare più recente, attuale, la deforestazione in Amazzonia per produrre l'idrocarburante. Questo è agricoltura, scelte politiche, ma anche paesaggi alla fine. In altre parole possiamo dire che il paesaggio non è solamente il risultato di fattori naturali, ovviamente. Quello che è, diciamo, che è l'oggetto della biologia, della climatologia, della geologia, ma è una costruzione, una costruzione sociale e politica. E quest'idea non è, come vi ho detto, non è mia, ci sono molte ricerche che sono state fatte su
anche nella convenzione di Florenza, l'European Landscape Convention di 2000, la definizione all'articolo 1 si dice che il paesaggio designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni. Quello importante non è solo quello che vedo, ma quello che penso che vedo o quello che sento, il cui carattere del paesaggio deriva dall'azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. E questo è molto importante di capire questa cosa. Avrete capito che non faccio, come è stato detto ieri sera, un'assimilazione tra ambiente e paesaggio, che per secondo me sono due nozioni correlate, ma che non si esistono, che non sono le stesse. Seconda idea che fonda la mia comunicazione è che il fatto che il diritto si fa parte di questo processo, non è esterno, che spesso si dice il diritto è a parte, no, il diritto fa parte del processo sociale, questa è la mia visione, e fa parte del processo di creazione di paesaggi. Queste regole di diritto che abbiamo nei nostri corpus giuridici, Costituzione, legge, atti di governo, atti anche di autorità locale, possono influenzare il comportamento degli attori ed essere allora fonti di creazione di paesaggio. Così funziona. E illustrerò quello che dico ora. E in particolare influenzando le autorità pubbliche locali quando il diritto autorizza o organizza l'azione di queste autorità. Allora, in questa comunicazione, quando parlo di diritto e di regole di diritto, parlo prima di diritto francese, ma che può essere nato nella pancia del diritto europeo, dell'Unione Europea. Questo diritto che attribuisce direttamente o indirettamente una competenza, quello legato agli sicuramente con la Costituzione, i costituzionalisti, che attribuisce direttamente o indirettamente una competenza generale o speciale a un'autorità pubblica locale, in parole che consentono loro di agire in una particolare area. Non parlerò di diritto costituzionale, perché se avete l'occasione di guardare la Costituzione o il blocco costituzionale francese, non c'è il paesaggio, non esiste. C'è, quantomeno abbiamo una carta dell'ambiente di 2004, ma in questa carta dell'ambiente non c'è il paesaggio, perché non è l'obiettivo di questa carta dell'ambiente che di dire quali sono gli elementi dell'ambiente che sono considerati. No, l'obiettivo della carta dell'ambiente è di fissare principi che permettono dopo di regolare il settore dell'ambiente. Abbiamo nel codice dell'ambiente un articolo molto importante che dice che i paesaggi fanno parte del patrimonio comune della nazione. Ci sono molti studi francesi che lavorano su questa nozione, che cosa è il patrimonio comune della nazione, eccetera, eccetera. Non sarà il mio punto di partenza, non è esattamente il mio settore di ricerca, ma penso che dovete conservare in mente quest'idea che in qualche parte, anche se non è costituzionale, questa idea che il paesaggio fa parte del patrimonio comune della nazione è un po' il filo rosso della nostra discussione di oggi. Allora, che cosa ho deciso di osservare perché lavoro un po' come fanno gli scienziati di scienziatura, emetto delle ipotesi, poi guardo i miei termini e poi tiro delle conclusioni, faccio delle conclusioni. Ho deciso di osservare il ruolo del diritto nel processo di creazione dei paesaggi, guardando tre politiche locali: sull'agricoltura, la questione dell'OGM, che non è una politica locale veramente, a proposito dell'ambiente, guarderò la politica della biodiversità attraverso
sui dispositivi dei Lambert, che sono i corridoi ecologici, e poi osserverò anche qualche cosine che fanno parte della politica alimentare e che sono i progetti alimentari territoriali che sono freschi, diciamo, che sono appena stati elaborati e sul quale stiamo lavorando. Prima vorrei farvi capire perché dico queste cose, perché potete pensare che è fuori dall'oggetto. Allora, vi presento i 3 dispositivi test e poi per quelli che non conoscono faccio solo una breve presentazione. Parlerò dell'OGM. L'OGM fa parte della politica agricola comune dell'Unione Europea, come l'ho messo qui, e c'è tutto un sistema di dispositivi, tutta una serie di dispositivi europeo e francese che regolamentano questa disciplina, l'OGM. Allora, qual è il legame tra OGM e paesaggio? Quello. La disciplina dell'OGM crea un sistema di autorizzazione, vuol dire che, poi ne parlerò un po' più avanti, si può coltivare dell'OGM, il principio è quello, poi parleremo di quello che è successo. Vuol dire che se autorizzo un OGM, una coltivazione di OGM, scelgo un tipo di agricoltura. Avrei potuto utilizzare non l'OGM come esempio, ma gli aiuti pubblici diretti dell'Unione Europea che hanno lo stesso risultato in termini di paesaggio. Perché quando scelgo questo tipo di agricoltura che è basato su grandi modelli di coltivazione, il mercato globale e che ha come filo rosso la ricerca di produttività e di rentabilità immediata, scelgo un paesaggio, e lo conoscevo bene da dopoguerra, questo paesaggio più o meno che sia in Francia o che sia in Italia, si vede, qui la pianura dovete cercare gli alberi, se andate nella Beauce in Francia non ci sono alberi, ogni tanto un bosco, è un paesaggio. Se guardo i corridoi ecologici, allora, stessa cosa per capire dove siamo, cioè è anche una politica dell'Unione Europea che vuole proteggere la biodiversità e in questa politica di protezione di tutela della biodiversità il legislatore francese, solo il legislatore francese, non il legislatore europeo, ha sviluppato un sistema, un dispositivo di regolamentazione dei corridoi ecologici. E anche là vediamo il legame con i paesaggi, cioè se scelgo per semplificare, di creare quello che vedete sul disegno che viene dall'ecologia del paesaggio, come disegno del Torio, se scelgo di creare, di collocare dei corridoi ecologici sul mio territorio, scelgo un tipo di gestione del paesaggio e scelgo un paesaggio. Ho messo 2 fotografie così, ci sono mille fotografie che possono illustrare questa cosa. Queste cule verde, diciamo, per esempio in città, queste tracce verde in città, o questi viole che proviamo di ristrutturare, di ripiantare, di rifare, o anche le bande verdi, nuovi fiumi, eccetera, cioè, tutte queste cose che abbiamo distrutto negli anni 70, 80, 90 e ancora oggi che stiamo distruggendo, sono esattamente l'opposto di quello che propone i corridoi ecologici. Poi torniamo su quello che c'è, le regole che sono. Politica alimentare, solo quello velocemente, solo per spiegare che la politica alimentare è una cosa abbastanza giovane, perché nasce in Europa nel 2002, parliamo di politica alimentare. In Francia nel 2010 abbiamo iscritti che abbiamo una politica alimentare, non che la facciamo perché ovviamente ci sono delle regole, che ci sono delle politiche alimentari da tempo, ma nel codice agrario, codice rurale, abbiamo scritto che lo Stato deve sviluppare la politica alimentare solo dal 2010.
2010, poi è avanzato nel 2014, e di là è nato l'idea che dovevamo creare delle politiche non più nazionali ma locali, quello che chiamiamo i concetti alimentari territoriali, che parlerò più in dettaglio dopo. E ancora là è una scelta di paesaggio, perché se scelto, qui siamo esattamente all'opposto delle grandi culture o delle culture OGM, perché sono produzioni che non vanno sul mercato globale ma sul mercato locale, e che sono più vicine, che sono più sostenibili e che potrebbero, poi qui si dovrebbe essere equilibrati, ma che potrebbero essere anche più piccole, e la fonte dell'alimentazione potrebbe essere diversa, professionisti ma anche cittadini, tutte queste idee che sono sviluppate in questo momento. Ho messo queste foto, esattamente l'opposto di quello che vedete a sinistra e con le grandi culture. Allora, pertanto questo diritto non è che fa solo un paesaggio, ovviamente, non è perché faccio una politica alimentare locale che c'è un paesaggio e l'autorità locale è riuscita a creare un paesaggio, sta a vedere un arco. Allora mi sono domandato che cosa c'è, che cosa dobbiamo guardare per guardare che cosa fa anche il paesaggio con il diritto. Allora mi sono detto questo diritto non viene da nulla, ha una fonte, guardiamo questa fonte. E poi mi sono detto delle cose banali di sociologia giuridica, ma questo diritto per avere un effetto deve essere preso in mano dalle autorità locali, trasformato in azioni, in realizzazioni, perché se no c'è il diritto, poi rimane là, è bello, grazie, ma non c'è nessuna realizzazione, nessuna influenza. Allora vorrei guardare questi due punti, il diritto nel processo di creazione del paesaggio e poi dopo vedo il diritto nelle mani degli istruttori del paesaggio. Vi dicevo che il diritto non nasce da nulla, ci sono le fonti. Quando si guardano le fonti possiamo vedere due tipi di fonti. La prima fonte, a partire dai dispositivi che ho deciso di guardare, OGM, Tranver, oggetti alimentari territoriali, sono di due tipi. La prima fonte è la scienza, l'evoluzione della scienza, il sapere scientifico. E la seconda fonte è l'etica, le nuove etiche, nuove valori. Poi sono complementari queste cose. E il diritto che cosa va a fare? Va a tradurre queste fonti, queste innovazioni sociali e scriverlo in diritto, metterlo nel sistema giuridico. Cioè è un'operazione di traduzione. E guardiamo che per esempio per l'OGM qual era il problema? Ho iniziato a presentare i problemi come si presentava la cosa al legislatore, immagino il legislatore che deve fare qualcosa, e poi dopo guardo come il diritto ha tradotto. Per semplificare, perché devo semplificare, diciamo che la scommessa con le OGM era, perché oggi siamo usciti dal sistema dell'OGM quasi tutti, il dilemma era che sappiamo fare, abbiamo la tecnica, abbiamo il controllo della manipolazione genetica, quello è molto più facile. Noi grandi imprese che hanno i soldi per farlo, eccetera. Ma i rischi non sappiamo. Ci sono quelli che dicono che si sa, ma la verità è che ci sono studi diversi che dicono delle cose diverse, dicono che ci sono quello che è validato dalla comunità scientifica, che ci sono degli incroci, contaminazioni incrociate, e che la coesistenza tra le culture è quasi impossibile, tranne mettendo un sacco di soldi per
rassimilava, la coesistenza sarebbe di mettere un campo OGM vicino a un campo non OGM, immaginate se più è un campo organico, ci sono i due tipi di culture di coltivazione sono incompatibili, quello è anche studiato, difficilmente compatibili. E poi ci sono dubbi a proposito delle conseguenze dell'OGM sulla salute. Ci sono risposte accettate dalla comunità scientifica su questo punto. In queste situazioni come fa? Questa è la domanda che si deve porre il registratore. La questione dei corridoi ecologici è un'altra domanda, cioè anche là ci sono nuovi saperi scientifici che vengono soprattutto dall'ecologia del paesaggio, come sono un libro che è fatto da Jacques Boudry e François Burel, che sono due ecologi del paesaggio di Rennes, ovest della Francia, che hanno molto lavorato su questi concetti che sono anche elaborati per paesi anglosassoni. E ci sono, diciamo, concetti che stanno attualmente rivoluzionando il diritto dell'ambiente, la nozione di funzionalità, che la natura non è solo quello che vedo, ma la funzione che assume. I servizi ecosistemici, qual è il servizio che questo pezzo di natura, questo ecosistema rende all'umanità, ma anche alla natura stessa. La capacità di questo ecosistema a assicurare il ciclo della vita di tutte le specie vegetali e animali. Sono concetti che avevamo più o meno nel codice dell'ambiente, ma che oggi sono presenti di fronte al giudizio, il tempo, le leggi. E poi ci sono due cose molto difficili a tradurre in diritto. Il movimento, perché i corridoi ecologici hanno come obiettivo di permettere la mobilità delle specie, e poi anche che il target di questo tipo di politica non è la natura o il paesaggio, se volete guardare il paesaggio straordinario, notevole, come prima avevamo nelle nostre legislazioni, è la natura ordinaria. Ma che cosa è la natura ordinaria? Se devo guardare tutta la natura ordinaria ho un po' di difficoltà, allora metto i corridoi ecologici dappertutto. Come faccio? Perché non è di proteggere un pezzo di natura, un animale, un'abitazione di un animale, è tutta la natura. Quali sono i criteri? Sono criteri di utilità per l'uomo, visione antroposcientica, o è la natura per la natura? Questi concetti a mettere in opera nel diritto sono abbastanza difficili. Soprattutto che qui, lo vedrete, non è che la scienza è certa. Per i progetti alimentari territoriali, anche là sono 9 lavori, non faccio la lista di quello che è scritto là, ma l'ideale generale è di dire dobbiamo sviluppare un altro tipo di catena alimentare per migliorare l'ambiente, sviluppo sostenibile, e la salute, qualità dei prodotti, per fare molto semplice. E questo ci conduce a creare un altro tipo di agricoltura che non si sa se è veramente compatibile con le modalità che abbiamo oggi per distribuire, per trasformare l'alimentazione. Non si sa. E anche là il legislatore deve fare qualcosa, o decide di fare qualcosa. Non come? Come presentare un modello giuridico? Perché normalmente nell'operazione di traduzione che fa il diritto, che fa il legislatore con il diritto, come dire, dovremmo avere là un modello esportabile, generale, per tutti, quello che è abbastanza difficile da fare. Allora, cosa abbiamo scelto di fare? Abbiamo scelto per l'OGM, prima di dire
che è possibile di coltivare OGM. Dicendo questo, dico è possibile di rafforzare questo tipo di paesaggio. È automatico. Ma per gestire i rischi come devo fare? Ci sono diverse posizioni nel mondo, conoscete può darsi quelle degli Stati Uniti o del Canada, che sono molto diverse, ma l'Unione Europea ha scelto una via di mezzo, basato sul principio di precauzione, o almeno sull'approccio di precauzione, preferirei dire così per essere più esatto. Ma inizialmente vuol dire che le imprese, come si dice, quelli che fanno i segni, le case, le aziende cementiere, i sementieri devono giustificare il fatto che il loro OGM nuovo è senza rischio per l'ambiente, senza rischio per la salute. Questa è la base del processo di autorizzazione. E poi dopo se mai c'è un rischio che sembra arrivare dopo, mettiamo in diverse regole. Regime di autorizzazione, avevo detto. E poi altro punto assolutamente fondamentale di questa legislazione è il fatto che dobbiamo mettere delle regole sulla coesistenza. Non so se avete visto tutti i dibattiti, anche un caso di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché è stato un gioco tra lo Stato italiano e la regione italiana su questa cosa delle regole della coesistenza. abbiamo avuto qui un caso Sì. qui in Friuli proprio di Fiedenato che si batte per gli OGM e ha seminato con OGM dichiarandolo, e solo dopo credo un mese o due dal fatto che il campo aveva vegetato è stato distrutto, è stato sigillato, però adesso è tornato Tranne che normalmente non si dovrebbe più fare oggi. No, ha vinto la causa. Ha vinto le cause. Per la chiedo solo scusa per la No, preferirei se fosse conservare il via, poi facciamo un dibattito dopo, perché sennò sarà difficile riprendere il discorso. Grazie. E per il Gran Verde che cosa abbiamo fatto di fronte alla scelta che ho presentato prima? Di inserire i corridoi ecologici nei nostri documenti urbanistici. Concretamente è che il comune o il raggruppamento di comune mette nel suo documento urbanistico i corridoi che sceglie e fa la cappa del suo territorio, dice qui si può costruire, qui non si può costruire perché è una terra agricola, qui non si può costruire perché è un corridoio ecologico, per semplificare. E così abbiamo fatto. Abbiamo quello che chiamiamo una trasformazione dell'incertezza scientifica, perché non è sicuro che questo corridoio ecologico abbia veramente un effetto o l'effetto voluto dall'ecologia del paesaggio. È una trasformazione dell'incertezza scientifica in certezze giuridiche, quello che abbiamo fatto in questa operazione, ma non si sa se abbiamo ottenuto il risultato ricercato. E per i progetti alimentari territoriali abbiamo detto al Comune di creare, di elaborare, di scrivere, semplicemente di scrivere una politica locale, cercando di riorganizzare la catena locale, la catena alimentare locale. Immaginate che cosa vuole dire questa cosa. Dovete parlare con i distributori, dovete parlare con i trasformatori, dovete parlare con i diversi contadini, diversi agricoltori, cioè un lavoro immenso, soprattutto se volete avere un'influenza sul paesaggio. Che cosa ha fatto il governo? Dice, se fai un progetto alimentare territoriale io ti do prima un label. Sapete come si fa a scuola con un bambino? Riesce, nella vecchia scuola, riesce un esame, vi date una cartolina bella, questa è il label del PAT, e poi c'è un'altra cosa che possono fare il comune, che può anche essere avere soldi per organizzare questo progetto alimentare territoriale. È interessante, ma non da mezzi vedremo questa cosa. E giustamente allora, abbiamo visto che
il diritto traduce un'innovazione sociale che può essere più o meno certa, perché le conoscenze scientifiche, i saperi scientifici non sono mai, al contrario di quello che dice scienza dura, non è mai dura la scienza, neanche la fisica. Allora, dobbiamo tradurre questa scienza più o meno dura, più o meno molla, in diritto, e facciamo delle scelte che sono sicuramente imperfetti, ma proviamo l'idea che volevo dire. Facendo queste scelte creiamo un tipo di paesaggio, o rafforzando un tipo di paesaggio, ma per farlo dobbiamo anche dare la possibilità veramente alle autorità locali di prendere questo diritto e di metterlo in moto. Perché tra il linguaggio della scienza, il linguaggio della legge, il discorso militante che promuove una nuova etica e le parole dei giuristi, non può esserci una corrispondenza perfetta. È inevitabile che ci siano delle perdite di sostanza iniziale. Questo non possiamo fare senza. Allora, per capire l'azione delle autorità locali, come si fa? Ho cercato i temi, i concetti su quali dobbiamo lavorare e ne ho visto 3: competenze, mezzi e governance, che sono governance che non tornano alla oggi. Per fare vivere l'innovazione che ha tradotto il diritto, deve essere catturato dagli attori locali che lo trasformarono in azioni di realizzazione e così possono influenzare la struttura, la composizione e la natura dei paesaggi, ma devono avere la libertà di farlo. Ho parlato di libertà a proposito della Costituzione italiana, e la libertà deve anche essere concreta nelle mani dell'autorità locale, se vogliamo vederla agire. Può essere questa libertà delle autorità locali, la prima idea, può essere limitata dalla competenza. Competenze dello Stato e competenze delle altre autorità pubbliche, regione, Dipartimento, che sarebbe più o meno le nostre province, ma con competenze e un po' di mezzi. E ovviamente ci possono essere delle sovrapposizioni, delle competenze esclusive che impediscono, che limitano l'azione dell'autorità pubblica locale, che costringe queste autorità a collaborare, quello che non è semplice, a lavorare insieme o a lavorare anche con i servizi dello Stato. Questo è il primo punto che dobbiamo guardare in questi dispositivi, perché sono determinanti per la creazione del paesaggio che apro alla fine. La libertà, secondo l'idea, può anche essere limitata o rafforzata secondo i mezzi per agire, che sono i mezzi che sono dati dal diritto, dal legislatore. E questi testi possono o impedire l'azione, quasi impedire l'azione dell'autorità locale, o possono limitarci a definire delle linee guidate. Così lasciano le autorità locali agire concretamente nel quadro e ovviamente nell'ambito delle loro competenze, sempre. Ma consentono alle autorità pubbliche locali di innovare, di sperimentare, che sarebbe anche, può darsi, derogare alla regola generale o alle regole generali. Questo si deve cercare in tutti i dispositivi per rispondere. Vedremo dopo per OGM e altri dispositivi. Terza idea, la libertà dell'autorità locale può anche essere limitata dall'obbligazione di agire con gli altri, non con le altre collettività locali che hanno questo tipo di competenza, ma con gli altri attori del territorio, quello che si chiama la governanza in molti livelli, governanza in molti scale, partecipazione. Questi termini che sono abbastanza d'attualità. Ma guardiamo un po' i dispositivi giuridici di cui ho parlato fino ad ora
A proposito di questi tre temi, le OGM, la questione della competenza è stato un grande dibattito in Francia prima che facciamo l'opt-out. L'opt-out è il fatto che la direttiva europea oggi ha dato la possibilità agli Stati membri di vietare e di proibire le culture OGM sul loro territorio. E la Francia fa parte di quelli che hanno detto noi non vogliamo più OGM sul territorio coltivabile, ma vale solo per quello che era l'ultimo autorizzato, che ormai siamo non vediamo perché non ci sono stati altre autorizzazioni tranne molto poco tempo. E allora la competenza, che cosa è successo? Che le autorità locali francesi hanno deciso, quando era possibile di coltivare OGM, di prendere delle decisioni contro l'OGM. Hanno scritto nei documenti che si chiamano AVT, tipo di decreto locale, noi non vogliamo cultura OGM sul nostro territorio perché ci sono rischi per l'ambiente e rischi per la salute, più o meno questa è la sostanza di questi atti locali. E ci sono stati molte decisioni di giustizia che sono andate fino al Consiglio di Stato, anche al Consiglio Costituzionale che è intervenuto, ma grosso modo ha detto che le autorità locali non possono agire in questa materia perché non hanno la competenza. Anche se il sindaco ha una competenza generale di polizia, che potrebbe comprendere questioni di rischi per la salute dell'ambiente, non lo può fare perché esiste una competenza speciale per il ministro dell'agricoltura in materia di OGM. E allora abbiamo un dispositivo che qui è il controesempio che ho scelto, per dire che possiamo agire ogni tanto, possiamo agire a livello locale, ma per l'OGM non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare, ma è una questione di interpretazione, perché il giudice avrebbe potuto interpretare le cose in un altro modo, perché questa visione è molto, diciamo, severa della questione delle competenze, non la fa così per tutti i problemi, in tutti gli ambiti. Avrebbe potuto dire ci sono delle competenze parallele e allora lo Stato ha delle competenze ma le autorità locali hanno anche. Non è fatto così. E allora il risultato è che i comuni non hanno nessun mezzo per agire, non hanno nessuna competenza e non è stato dato la possibilità di sviluppare una governanza locale, perché noi siamo stati ricercatori che abbiamo proposto all'Unione Europea e alla Francia di fare un progetto di ricerca sul fatto non di a priori dire che le OGM sono sbagliati, ma di dire ci sono sul nostro territorio delle zone di protezione per alcuni semi, per la purezza dei semi. Guardiamo come potremmo fare, perché all'epoca non si parlava di vietare gli OGM, vediamo se si può fare delle zone GEM e le zone non GEM, perché a questo punto sarebbe più facile di gestire il problema della coesistenza delle culture. Ma questo supponeva di pensare, di discutere a proposito della governanza locale, perché si deve discutere con tutti gli attori, all'interno della zona e fuori dalla zona. E c'è un legame tra questa governanza, che è il paesaggio sociale, e il paesaggio che creiamo, è naturale. Se guardiamo i corridoi ecologici, qui le competenze, i comuni, ho detto, hanno le competenze perché hanno la mano sul diritto dell'urbanismo, sull'urbanismo locale, e allora è molto potente. Il problema è che questo diritto dell'urbanismo non è un diritto che permette di dire su questa zona
farò questo tipo di attività, farò in modo che la gestione sia sostenibile. No, posso solamente dire qui delle costruzioni sono possibili o no, o a tale condizione, perché non è l'obiettivo. Diciamo che l'urbanismo non è un documento di gestione, ma di collocazione delle attività e di autorizzazione delle costruzioni. Questo è l'obiettivo dell'urbanismo, non altro. C'è un po' di limiti tecniche, diciamo, a questo tipo di strumento giuridico, ma ci sono altre competenze che hanno il comune. Per esempio, possono utilizzare le regole del contratto di affitto rurale quando sono proprietari di terre agricole, che potrebbero utilizzare, imponendo agli agricoltori affittuari dei corridoi ecologici sul loro territorio, sulla loro terra. Mezzi ci sono. E poi c'è una governanza, nel senso che non è una governanza esplicita che è organizzata dalla legge, ma siccome i documenti urbanistici, quando sono elaborati, demandano l'intervento di attori diversi del territorio, quelli che hanno un'espertise ma anche altri, allora c'è implicitamente una governance per creare o no dei corridoi ecologici. Poi finalmente per i progetti alimentari territoriali, se facciamo lo stesso tipo di discorso, e c'è una competenza così esclusiva data agli attori locali, in primo luogo le comune, ma anche regione, potrebbe essere le regioni, potrebbe essere anche ma che cosa dice il testo? Dice lavorate insieme, mettetevi insieme, scrivete un progetto, quello che volete, ma non dice che cosa, non dà nessun strumento prescrittivo per imporre la politica. Quello che voglio dire è che questo sistema di legge è ancora diverso dell'Etrandello o dell'OGM, è un sistema che dà la mano all'autorità locale, ma fa solo quello. Dopo la politica locale deve trovare i mezzi nel suo campo di competenze. Diciamo che cosa ha dato questo testo? Un'impulsione, un impulso, ma nient'altro. Quindi tutto è demandato alla buona volontà delle questure. Dalla buona volontà e poi del campo di competenza e poi della capacità a creare una governanza, a mettere insieme gli attori, perché siamo questi sono pirati, perché ci siamo confrontati con la proprietà privata, eccetera. Per esempio abbiamo fatto questo tipo di lavoro in un contratto di ricerca che stiamo facendo sulle competenze dei comuni, ricercando tutte le competenze che hanno il comune che possono essere utili per fare e mettere in moto una politica alimentare locale. Questo è un esempio sulle competenze del comune per agire sulle terre agricole, o quello è un'altra cosa sulla possibilità di agire sui suoli urbani, eccetera. E poi l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto per 12 campi di competenze che vedete qui su questa fiore. Questo fiore richiede al comune per un livello di competenza piuttosto elevato. è difficile da dire se è così sparso che il comune per agire deve mettere in opera e fare collaborare tutti i servizi che hanno, tutte le competenze che hanno e una scommessa. Magari su un comune molto piccolo per potrebbe essere più facile per una comunità più piccola che per una comunità grande. Il problema è che sarà che il territorio non può darsi che non sono abbastanza grande per giustificare una politica locale, perché c'è il problema di quanti agricoltori di ciò, chi sono gli attori del territorio, eccetera. Se non nessuno sul mio territorio non si fa niente, semplicemente.
Ma per concludere, velocemente, possiamo discutere se volete, già vorrei dire che molto di quello che ho detto possono essere utilizzato, oltre lo scopo della creazione del paesaggio, possono servire per tutte le forme di azione pubblica locale. La questione della competenza, dei mezzi, della governance sono temi recurrenti che vediamo spesso nelle politiche locali che possiamo utilizzare per altre ricerche, altri oggetti. Anche che quello che abbiamo cercato di fare, o quello che ho cercato di fare, è dimostrare il legame tra il fatto, la pratica e la norma. Partiamo di una norma così, c'è un'innovazione sociale che può essere scientifica o etica, è tradotta dal diritto, ma c'è una cosa che non abbiamo visto qui, cioè una volta che la pratica, che gli attori hanno provato di fare qualcosa, l'esperienza viene modificare o eliminare eventualmente le regole, c'è un'interazione continua tra diritto fatto e diritto pratica. Questo mi sembra molto importante. E il paesaggio è il risultato di questa discussione riflessiva tra il diritto e la pratica. L'altro punto che mi interessa almeno è che è il parallelo tra la costruzione di un paesaggio che vediamo sempre come un paesaggio naturale, che potrebbe essere assolutamente non naturale, abbiamo visto con gli altri interventi, con il patrimonio urbanistico, con l'architettura, eccetera, parallelamente a questo paesaggio c'è un paesaggio sociale e ancora c'è un'interrelazione tra questi due paesaggi, ancora di più quando ci sono processi di governance che sono imposti dalla legge. E poi c'è una questione che non ho trattato, ma di là dopo, non so se è pertinente o no, è che mi è venuto pensando a questa comunicazione, è che i paesaggi per chi? Per esempio nell'ambito dell'alimentazione, soprattutto dell'alimentazione locale, non serve a niente di fare l'alimentazione locale per l'alimentazione locale. Fa piacere, ma se il prodotto non è di più buona qualità, non serve a niente. Sì, non c'è mercato. Ma soprattutto se do un'alimentazione speciale solamente per una parte della mia popolazione, che sarebbe l'unica a poter non pagarla, allora c'è un problema di giustizia sociale. La mia domanda è: con il paesaggio ogni tanto non è che facciamo la stessa cosa, creando paesaggi solamente per una parte della popolazione, non per gli altri, e questo vale per gli altri. Evidentemente solo per chi può permetterselo. Esatto. Vi do la domanda, la questione, vi lascio su questa. Grazie. Grazie mille. Parecchie riflessioni anche che sono calate nella nostra regione, perché effettivamente si parla molto di paesaggio, ma poi quando si tratta, come diceva anche lei, di scendere nell'operatività, di avviare dei processi di integrazione tra il sociale e il paesaggio, l'economia, tutto diventa molto più difficile. In realtà anche nella nostra regione ci si interroga moltissimo su quale deve essere anche il ruolo delle autorità locali, perché insomma da noi le tematiche legate per esempio all'autonomia sono molto sentite e anche i sindaci spesso rivendicano molto fieramente il diritto a gestire i propri territori, no? E questo dibattito si innesca anche a volte spesso su grandi opere o su opere molto impattanti. Il problema di fondo è anche che probabilmente, lei diceva prima, è inutile fare delle magnifiche leggi se poi nessuno le applica. Anche questo è uno dei problemi che abbiamo. A volte la legislazione italiana ha prodotto dei testi molto interessanti che
poi sostanzialmente sono rimasti lettera morta perché nessuno ne ha chiesto il rispetto o li ha fatti rispettare. Questo credo sia un problema ben presente. Ma nel caso specifico, quanto la correlazione tra diritto e territorio, cioè tra il lavoro del territorio, le istanze del territorio e le modifiche del diritto, quanto pesano? Nel senso che a volte c'è l'impressione che ciò che chiede il territorio, poi il legislatore, quindi quando si arriva alla fase finale di creazione del diritto, faccia fatica in qualche maniera a percepire queste istanze di cambiamento. Succede così anche da voi? Sì, può darsi che non so se rispondere a questa domanda, che può darsi che ci sono persone che hanno più esperienze locali, devo dire. Ma c'è stata una cosa molto interessante con le trasverte. Inizialmente sono stati, ve l'ho detto, è un'idea che è stata sviluppata dall'ecologia del paesaggio, Quale di allora, questi ecologi hanno sviluppato questi concetti, hanno sperimentato. Dovrei dire che per esempio la squadra di Rennes ha lavorato su un metro lineare di Iolla, non è su un passaggio nelle montagne grande, immense, no, un metro lineare. Così lavoravano sul passaggio delle, non so come si chiamano, questi insetti, scarabei, no? Così. Per vedere come funzionano, come si spostano secondo quello che si mette di fronte, eccetera, eccetera. Quello è concreto. E poi hanno fatto questi belli disegni, quello che mostravo all'inizio, con diversi modi di spostamento degli animali, della fauna. Il passo giapponese, per esempio, per gli uccelli, per esempio, è così. Non è che un uccello ha bisogno di un tratto continuo, ma ha bisogno di avere un posto per riposarsi, per riprodursi, per mangiare e poi per migrare. Questo è il suo ciclo di vita, quello che deve fare. E poi ci sono animali che devono avere veramente un corridoio, perché il problema è che non è che l'ecologia del paesaggio ha detto si deve fare così, si deve generalizzare, eccetera. No, quello sono gli attori del territorio e non i visitatori inizialmente, alcuni sindaci che hanno deciso di utilizzare, di riprendere quest'idea uscita dal sapere scientifico e l'hanno messo naturalmente nel documento su quale avevano la mano, una mano potente, vi ho detto, nel documento d'urbanismo, senza del piano regolatore. Non avevano nessun diritto di farlo, ma neanche nessun diritto di farlo. Potevano metterlo sulle carte dell'urbanismo, sul piano regolatore, ma non potevano dire che su queste zone si doveva fare questo o questo, perché quello non lo possono mettere. Così è nato sono nati i corridoi ecologici. E un po' dopo che il legislatore, perché è venuto per territorio, ha deciso di creare una legge. In Francia stavamo discutendo dell'ambiente, sono le famose leggi Grenelle, e queste grandi riunioni messe che facciamo ogni tanto su alcuni ambiti. E sono arrivate per Alberti. Ma siamo passati di sperimentazione con una tentativa di concettualizzazione scientifica a sperimentazione in terreno a una legge generalizzata. Ci sono voluti parecchi anni. Non tanto, direi, non tanto, perché le esperienze penso che sono della fine degli anni 90, inizio 2000. Quindi abbastanza veloci. Sì, una decina di anni, tra uno e l'altro. E voglio dire, il problema è che quando il legislatore fa la legge, lo fa per tutti di un modo generalizzato. Non è detto che lo strumento che ha scelto sia veramente adatto alla situazione e a quello che hanno detto loro, l'ecologia del paesaggio.